benvenuti, oggi è lunedì 5 giugno 2023. Il sole sorge alle 5:40 e tramonta alle 20:17. La luna sorge alle 10:32 e cala a 00:28. Oggi si celebra San Bonifacio. Il nome Bonifacio ha origine latina e significa colui che fa del bene. Il suo numero fortunato è il 5. Il colore è il verde, la pietra lo smeraldo e il metallo è il ferro. Desiderate una pelle del viso liscia e ringiovanita? Allora prendete nota perché abbiamo un consiglio per voi. Preparatevi a frullare finocchio bollito, succo di limone e argilla bianca per creare una maschera magica. Applicate questo mix sul viso e lasciatelo agire per 30 minuti, poi risciacquate con acqua tiepida. Ma forse c'è un modo un po' più rapido per ottenere lo stesso risultato. Cosa ne dite di una crema idratante adatta al vostro tipo di pelle? Potete ottenere una pelle radiosa senza trasformare la cucina in un laboratorio chimico. Sono 77 le candeline per l'attrice Stefania Sandrelli. Da giovanissima brucia tutte le tappe, a 15 anni recita il suo primo film, a 16 inizia la relazione con Gino Paoli e a 18 mette al mondo la figlia Amanda. Successo e riconoscimenti arrivano negli anni 60, dalla partecipazione a 2 capolavori della commedia diretti da Pietro Germi, Divorzio all'italiana e Sedotta e abbandonata. Festeggia a 66 anni il cantante Enrico Ruggeri. A 15 anni crea il gruppo Iosafat, ma il suo primo successo lo ottiene con la band Decibel. Dal 1981 si dedica alla carriera da solista e scrive brani di successo con molte colleghe, tra le quali Fiorella Mannoia e Anna Oxa. Nel 1987 con Si può dare di più stravince il Festival di Sanremo, in trio con Gianni Morandi e Umberto Tozzi. Infine oggi compie 80 anni l'autore televisivo agrigentino Michele Guardì. Ha scritto anche per il cabaret e la radio. In TV è sua la paternità di alcuni dei programmi più longevi e di maggiore successo della Rai, come I Fatti Vostri e Scommettiamo chi è. Uno studente col suo corpo cerca di arrestare l'avanzata dei carri armati. L'immagine è quella iconica, fotografata il 5 giugno del 1989 a Pechino, all'indomani della strage di piazza Tiananmen. Sono i giorni della violenta repressione delle proteste nate nella capitale contro il regime comunista cinese. Quel ragazzo, apparentemente fragile, è diventato un simbolo universale della lotta contro la violenza del potere. Le fobie sono tante e tante sono le persone che ne soffrono. Tra quelle più strane ci sono la fobofobia, la paura della paura, l'aurofobia, paura dell'oro, e la plutofobia, la paura della ricchezza. Bene, questa non credo di averla. È il momento di conoscere le previsioni per la giornata con il nostro astrologo di fiducia, Marco Amato. Buongiorno ai 12 e buon inizio settimana, con una splendida Venere che sembra stare a riscaldarsi al sole del Leone. Vediamo un po'. Ariete, Venere torna a essere bella per voi, più calda, è al 29° grado del Cancro tutt'oggi e domani sarà definitivamente il Leone. Di fuoco come voi, vi ricordo che anche 2 primi gradi dell'aspetto si forma l'energia giusta che permette il transito positivo di questo bel passaggio. Toro, Venere per voi diventa nemica, quindi preparatevi a iniziare una settimana in cui l'amore non sarà proprio del tutto lineare. Vi si raccomanda comunque di essere molto chiari nella comunicazione, poiché Mercurio e Urano hanno bisogno che voi ascoltiate gli altri, soprattutto al lavoro, onde evitare di fare pasticci. Gemelli, giornata particolarmente calda e intensa, sentimentalmente stiamo un po' ricompattando la relazione e anche condendola con un po' di passione. Ritrovate le energie, forza. Cancro, Venere sta per abbandonarvi in queste ultime ore di transito nel vostro segno zodiacale, vi ha regalato un grande amore o il rinizio della passione nelle coppie già collaudate, ho tanta fortuna per i single. Tesaurizzate tutto questo e ora concentratevi sul lavoro, non siate polemici e ricordate che non di soli sentimenti vive il Cancro.
Leone, bellissimo questo giorno, questo inizio settimana che sembra volervi dare una carezza calda e amorevole dopo tante tribolazioni. Venere sta per entrare nei vostri gradi congiungendosi al suo amante preferito, Marte. Quindi per il Leone, fuoco e passione, cantava Raffaella Carrà. Vergine, Venere comincia a essere pensierosa e dopo aver dato l'avvio a tutta una serie di relazioni o possibili tali, sempre un po' nascondersi, farsi un po' intrigata, beh, è pane per i vostri denti cervellotici come siete. Bilancia, giornata che vede una Venere decisamente più attiva, la vostra Venere che finalmente sta per scaldarsi e dare il via ad una bella stagione ricca di opportunità. Per voi che siete stressatissimi e stanchissimi dal lavoro e da tante cose da fare, vi farà piacere sapere che Venere è di nuovo dalla vostra parte. Scorpione, negli ultime ore di transito acquatico nel Cancro, Venere vi saluta ricordandovi che siete stati bravi in questo periodo molto introspettivo a focalizzare quali sono le cose che non vanno nel vostro modo di porvi in amore. Seppure aspettavate una vacanza sentimentale che non tarderà ad arrivare, coinvolgetevi nel gioco delle passioni, anche se Marte è ancora contro. Stuzzicare e sedurre è la vostra specialità, dateci dentro. Sagittario, bellissimo l'appoggio di Marte che si corrobora con l'aiuto di Venere. La Luna oggi è ospite nei vostri gradi, meglio di così che dirvi buon lunedì. Capricorno, lunedì lavorativo che inizia benissimo anche per voi che state prendendo il meglio di tutta una serie di vicissitudini che a fatica siete riusciti a portare dove volevate. In amore languidi e assolutamente abbordabili per adesso. Che succede? State bene? Tutto a posto? Acquario, a voi Venere non è sicuramente il toccasana che aspettavate, ma è quello stuzzicarvi in amore e quell'attrazione che non vi rendete conto voi stessi di rimandare. Ebbene, una persona verrà attratta moltissimo da voi, riuscirete a sfuggire anche stavolta. Il vostro è il segno specialista della fuga. Ottimo il periodo per la creatività lavorativa, non prendete posizioni troppo rigide per adesso. Pesci, la vostra giornata vi saluta con una Venere acquatica che pone fine ad un periodo in cui avete cementato la vostra storia d'amore e la vostra sicurezza interiore. Bene, adesso tentate di produrre gli effetti significativi sulla vostra vita di alcune prese di posizione e di decisionismi che sicuramente hanno creato delle nuove strade in cui misurarvi sarà assolutamente interessante. Sul mitico campo in terra battuta di Parigi, per la prima volta un'italiana, Francesca Schiavone, vince il torneo femminile di tennis del Roland Garros. È il 5 giugno del 2010. In finale la Schiavone batte l'australiana Stosur. L'impresa è storica per il tennis italiano. Prima di lei si erano aggiudicati il titolo dello slam solo Nicola Pietrangeli nel 1959 e nel 1960 e Adriano Panatta nel 1976. Oggi vi sveleremo l'espressione del giorno. A stitch in time saves nine, tradotta in italiano come un punto a tempo ne risparmia 9. Ma cosa si cela dietro questa curiosa frase? Voi immaginate di avere un tessuto, fare un punto al momento giusto, prima che si sfilacci, eviterà ben 9 punti successivi. È un po' come dire prevenire è meglio che curare. Però aspettate, perché anche in dialetto siciliano abbiamo un richiamo al mondo della sartoria, ma con un tocco speciale. Noi diciamo salva a pezza pi quando veno puttuso. E adesso diamo un'occhiata alla programmazione di oggi. Vi presentiamo la straordinaria pittrice dell'Art Déco, Tamara De Lempicka. Immaginatevi un ballo scintillante a San Pietroburgo. Tamara fa il suo ingresso trionfale indossando un costume da pastorella con un'oca al guinzaglio. E indovinate un po'? Conquista il cuore del suo primo marito. Dopo il divorzio frequenta locali per sole donne, mostrando apertamente la sua bisessualità.
E non dimentichiamo Parigi. Tamara viene invitata da Marinetti a incendiare il Louvre, ma finiscono entrambi commissariato perché lei aveva parcheggiato in sosta vietata. Ma la vita è fatta di salite e discese. Il secondo matrimonio di Tamara fallisce e lei scivola in una profonda depressione. La critica e il pubblico le voltano le spalle e così la pittrice dallo spirito libero ci lascia. Le sue ceneri vengono sparse su un vulcano in Messico. Ci salutiamo con la frase del giorno. Dicono che il mondo è di chi si alza presto. Non è vero, il mondo è di chi si alza felice. Vi aspettiamo domani con una nuova puntata. Un bacio e buona giornata dalla vostra Naomi.